una vera corsa su strada. Vediamo, e naturalmente qui Bella raga, che bello essere ultimi. Il classico bella raga. Non riusciamo a inventarne una, c'è a Monte Carlo. eccoci qui, il giro di formazione sta per Che iniziare e bello. l'emozione cresce ogni secondo mentre ci Ma Ferrari avviciniamo sempre più fortissima alla comunque, partenza. mamma Quale mia. scuderia avrà la meglio? Chi di loro avrà ideato la strategia perfetta per la gara di oggi? Lo scopriremo tra poco. Noi siamo già pronti alla prossima gara. Mentre le auto formano la griglia, i piloti sperano di poter effettuare una bella partenza e di portare a casa un po' di punti dalla gara di oggi. Gli ingegneri comunicano con i propri piloti in modo tale da confermare la strategia pianificata. Guarda, qua sono bravo a guidare. Quando guido il CPU sono forte. Bella sta ripresa. Siamo pronti, Beppe. Siamo pronti. Vai ragazzi. Gran Premio di Monaco. Settima tappa di un mondiale curioso. Molto bene in Catalogna, ma qua a Monaco sappiamo che è impossibile forse anche finire la gara. Vai. Vediamo cosa combiniamo. E se penso che nei Formula 1 vecchi fino al 2006 ero fortissimo a Monte Carlo. Attenzione! Mamma mia! Mamma mia che casino. Mentre il safety car non esce. C'è stato un incidente con detriti sparsi. Fortunatamente gli addetti hanno rimosso tutto in tempo, quindi fa niente piacere. safety car per adesso. Ma bruttissimo incidente ad Albon. Solo che adesso comincio a perdere i chilometri, quello è il discorso, cioè vado troppo più lento su questo tracciato, non chiedetemi il perché. In realtà sì perché sono una pippa, però andiamo anche lunghi qua, scusate. Ragazzi, accettate molte licenze poetiche a Monte Carlo, ve lo chiedo in ginocchio perché già il fatto che ho completato un giro è una cosa buona. Proprio Monte Carlo non è la mia gara e non lo sarà mai, ho paura qua. Cioè 5 secondi in un giro ho perso, ed è il primo giro. Cioè pazzesco. Veramente senza senso. Vediamo se riusciamo un po' a prendere la mano, già il fatto che sto facendo 2 giri sono contento. Abbiamo ancora molta energia in riserva. Usa il sorpasso. Che bello. E che perdo veramente un'enormità, soprattutto nell'ultimo settore. Qua perdo che è un piacere. Mamma mia. Scusate ragazzi per dei tagli vergognosi, ma voglio capire se riesco a fare qualcosa. Dopo Monte Carlo c'è niente da fare. L'uso del DRS sarà Bello. consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Sto sperando magari in tantissimi ritiri, ma la vedo dura. La vedo molto dura purtroppo. Mamma mia,
Sono veramente un pachiderma in questa gara, il classico pachiderma. Vedi. Ok, avevo capito che al prossimo taglio è penalità. Stiamo girando anche tanto, ma vabbè. Niente di esaltante purtroppo. Attenzione mamma, eccola. Ah, non la tengo più, eccola, basta. È andata raga, è andata. Ah, scusate. Primo ritiro, non c'è niente da fare, chissà magari con la macchina migliorata, non lo so, però così è proprio inaccettabile. Monte Carlo è questa, primo ritiro stagionale, primo ritiro in carriera. Per questo 2022. Oggi la Ferrari ha dimostrato... Scarsa la Ferrari, vince la Carletto. Guardiamo insieme la classifica piloti aggiornata. Dopo l'incredibile risultato di oggi, Charles Leclerc sale al primo posto in classifica. Dunque, chi definiresti il miglior pilota di giornata? Per quanto mi riguarda, il mattatore di oggi è Charles Leclerc. Era inarrestabile. Vabbè, andiamo avanti con la prossima gara, ovviamente. Fenomenale. Vai, go. Gran premio dell'Azerbaijan. L'Azerbaijan è meraviglioso. Tracciato impestatissimo. Vediamo di almeno rifinire la gara, sarebbe già positivo. Tanto anche mi supera anche Oscar Piastri, molto bene. Con quelle cose belle della vita. Bello questo, attenzione. Porca miseria, macchina già distrutta. Vaffanculo. Doppio ritiro in 2 gare. Dimmi se stai bene. Ma vai a fare in culo, ma non ho parole. Molto bene. 2 ritiri consecutivi per Veneziano. Crisi nera per il pilota italiano e per la scuderia italiana. Se Monte Carlo ci può stare, qua no. Un'altra straordinaria vittoria della Ferrari. Ma va. Sul podio diamo un'occhiata alla classifica Ancora piloti. Leclerc Charles che Leclerc domina, conferma ragazzi. la sua prima posizione in classifica, staccando ulteriormente gli avversari. Ha ritirato anche Piastri, Dunque, proprio definiresti il miglior pilota di giornata? Disastro italiano, ragazzi. Mamma mia. Ma perdiamo fama, ragazzi. Un momento veramente catartico. The cathartic moment, in un inglese perfetto. In 2 gare ho fatto pochi chilometri. Lasciavo il Canada, gara invece favorevole. Qua abbiamo qualcosa, abbiamo un cazzo, non abbiamo, mamma mia. Ah dai, ma la produzione l'ho distrutta, ma porco zio, però possibile che ho sempre problemi, vaffanculo. Quindi tutto il pacchetto è andato per penultimi, vabbè. far riprendere lo sviluppo, Sì, dovrai bravo, rinviare l'ordine bravo. tramite lo schermo Punti RS. sufficienti, vabbè, a fartelo. Madonna che nervi. Ok. Siamo sfigati, però qua non posso perché non ho punti. Quindi ci becchiamo dopo le qualifiche, dobbiamo far bene, però in Canada siamo in una crisi senza fine. 18esimo, ma in realtà sono partito penultimo. Boh, non capisco proprio. Anche a Monte Carlo in Canada, che è una delle mie gare. Eccoci qui, il giro di 2 formazione ritiri sta per e qua devo fare iniziare. assolutamente L'emozione finirla per cresce ogni forza. secondo, Ma mentre voglio ci anche fare, avviciniamo insomma, sempre più una alla bella partenza. prestazione, Quale cazzo. scuderia avrà la meglio? Chi di loro avrà ideato la strategia perfetta per la gara di oggi? Lo scopriremo tra poco. Sono tirare fuori le balle, raga. Tante penalità che ci portano almeno 18esimi, che è già qualcosa. E che nelle gare dove ci sono retirini importanti facciamo una fatica. Mentre le auto formano la griglia, i piloti sperano di poter effettuare una bella partenza e di portare a casa un po' di punti dalla gara di oggi. Gli ingegneri comunicano con i propri piloti in modo tale da confermare la strategia pianificata. Dopo il disastro dell'Azerbaijan, 2 ritiri
Oscarone Piastri, il Cumendone. Bello. Dai, gli occhi della tigre, come gli occhi della tigre. Ok, tutto pronto. Vai raga. Go. Zero nuvole. Carriera buggata. Zero nuvole. Mai la safety car. Solo da me. Solo il Cume. Cosa fa il Cume? Pazzo. Pazzo il Cume. Pazzo il Cume, ma se ne sbatte. Il Cume se ne sbatte. Mamma mia, lunghissimo, lunghissimo. Previsioni meteo. Oggi non dovremo avere problemi di pioggia. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Un crazy Cume, signori, un crazy Cume che però ha portato a un cazzo. Mamma mia, devo un attimo esterno, se no cioè vanno. Ma sti qua fanno delle frenate mostruose in certi punti. Vada, 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 vada. Dai Cume, dai, bagarotto mondiale. Il classico bagarotto. Guarda, è che questo, non posso perdere il ritirino così tanto, non è normale, dai. Sarò anche la penultima macchina, ma zio Ken. Dai, dai, dai. Se le stanno dando di santa ragione, raga. Guarda, guarda, guarda che mi frena davanti! Impressionante, Beppe. Impressionante. Bravo. No, guarda, guarda. Mamma mia, meno male. No, i coglioni, macchina danneggiata. Sottoscocca un Ma po' danneggiato, porco. avvertirai la differenza a breve. Sono stufo. Sempre danneggiata. Oh. Vediamo quanto influirà, ma speriamo poco. Speriamo in un po' di santa bagarre, perché mi sono rotto i maroni. Voglio la bagarre. Voglio il bagarotto. Da questo giro Ragazzi, gara che sembra già compromessa. Siamo già a 4 secondi dal 13esimo. Io veramente non capisco perché vado così male. A parte la parentesi, in Spagna, abbiamo la penultima macchina del mondiale, ci sta, però a questo punto non avere ancora un punto un po' mi pesa, Io ho 2 ritiri sul groppone. Pioggia zero, incidi, cioè veramente mi sto beccando una prima stagione molto piatta da questo punto di vista per il momento. le side pods sono Sì, state lo sentirai so, un po' di mamma resistenza. mia, che nervi. Ho paura che non lo prendiamo così, non abbiamo proprio ritmo. Non c'è minimamente ritmo. Meno male che siamo tranquilli per il momento dietro, almeno. Uno dei campioni. Il pilota davanti è più veloce di 1 secondo a giro. Sì, ma me ne sto rendendo conto anch'io, caro Alex.
distacco dalla vettura che ti precede è 6,2 secondi. Che bello. Sosta prevista tra il 15° e il 20°. Stanno arrivando anche gli altri. Tutto meraviglioso. Boh, non so veramente che inventarmi, raga. Situazione molto molto difficile. Mamma mia, che rischio. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 4,2 secondi. Mi fa piacere. Perché proprio non abbiamo minimamente ritmo noi. Non c'è ritmo, Beppe, non c'è ritmo. Continuiamo a perdere. Safety car, qualcuno. Non penso ci siano ritiri. Forse qualcuno ha rotto l'ala. Comunque detriti in pista. Safety car, finalmente una buona notizia. Adesso bisogna capire se dobbiamo andare ai box o meno. Almeno ci ricompattiamo un po' col gruppo. E questo è positivo. Sia un po' presto per fare la sosta. Per carità, potrei rischiarla, la rischiamo, dai. Box in questo giro. Confermo la sosta al termine di questo giro. Cambiamo un po' le carte, dai. Anticipiamo di I parecchio. meccanici sono pronti per fare la propria magia sulla monoposto. Punteranno a registrare il tempo in pit più veloce possibile. E vediamo cosa combiniamo. Vai, dai, veloci, 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 veloci. Veloci. Saremo ultimi probabilmente. Non so. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. 18esimo, avere qualcuno a T-box, quelli che sono beccati probabilmente. Ok. Un bel rischio mi prendo, potrei arrivare fino alla fine, ma un'impresa abbastanza disperadas. Impresa non facile. C'è una nuova strategia disponibile. Si riparte, ragazzi, si riparte. Green flag. Mamma mia. Ma la macchina ha problemi, ragazzi. Ha avuto problemi con gli RS durante il safety car. La batteria è carica, usa il sorpasso. Ho una macchina che cade a pezzi, purtroppo. Ma guardate l'usura dei pezzi, è già importante. Ha fatto 3 gare, dai. Mamma mia. La macchina della Chicco proprio. E vediamo cosa succede. Oscar è nei box, Oscar nei box. Bandiera verde. Attenzione, green flag, yellow flag. Vediamo cosa succede. Alcune informazioni Fuori Gigi. su Hamilton. Si sta ritirando dalla Fuori gara. Gigi. Fuori Gigi Hamilton, come piace chiamarlo. Gigi Hamilton fuori. Quanti ritiri per Hamilton, signori.
Abbiamo Sainz dietro, ma è chiaro che la nostra gara non è su Sainz. Ritiro per Gigione Hamilton. Sainz me lo farà sicuro sul passo e ovviamente lo lasciamo fare perché non abbiamo la minima speranza. Stagli sotto. Appena fa un errore ci riprendiamo la posizione. E Sainz ci supera, ma noi, ripeto, non dobbiamo battagliare minimamente con Sainz Junior. Bandiera gialla. Dove ha parcheggiato Gigi? Dobbiamo fare la nostra gara e sperare che la safety car ci possa dare un aiuto, magari per guadagnare qualche posizione. Non dico la zona punti, ma almeno fare una gara dignitosa. Ah, DRS rotto ancora. Il DRS ancora non va. Benissimo, per carità non ci serve in questo momento, però macchina che cade a pezzi, signori. Veramente situazione difficile. Ma dobbiamo farcela lo stesso, ragazzi. Come il DRS è buono, non ci credo. C'è un problema al DRS, la tua ala posteriore è fuori uso. Rimani in pista, possiamo riparare il guasto a distanza. Che bello, ci supera anche la Williams. Meraviglioso. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 14,5 secondi. Ci supera anche la Tifi. Situazione imbarazzante. Si prova il Kuma, forse va lungo. Sì, lungo. Lungo. Ci ho provato, adesso tornano tutti. Non c'è verso di far andare le cose nella maniera giusta. Noi abbiamo gli RS, ma c'era anche la McLaren, c'erano tutti. Che bello. Siamo lentissimi. No! Mamma mia. Mamma, ci è andata bene, Latifi rientra per la sosta. La Tifi mi ha rotto i maroni per andare ai box, zio Kane. Facciamo troppa fatica, però. Troppa fatica. Siamo sesti, ma è un sesto posto molto virtuale. Noi combattiamo con le unghie e con i denti, ovviamente. Il cambio è già andato. Ragazzi, sto tenendo in maniera stoica, ma non ce la faccio più. Arriva il sorpasso. Adesso potrebbero arrivarne tantissimi, mamma mia. Sto rischiando tutto per tutto, me ne frego, sinceramente. La vettura che ti precede è una Haas. Ocon e Gigi, due ritirati. Una safety car, una sola sosta fatta prima, le gomme che non le ho più. Tante hanno fatto due soste comunque, Tante hanno su due soste, questo mi ha aiutato tantissimo con la safety car. Siamo in zona punti, siamo addirittura sesti. Io sto usando tutti i mezzi leciti possibili. Ma stanno arrivando, devo sperare che continuino a combattere tra di loro. Mamma mia che lotta, dai.
Che nota, che cume però. Il distacco dalla vettura davanti è Canada. 40,8 Gara secondi. comunque favorevole. E si vede. Il safety car mi ha aiutato tantissimo, tanti erano su 2 soste. E li ha massacrati, cazzo. Anche se vabbè, i primi sono in fuga ovviamente. Mamma mia, stanno arrivando, stanno arrivando. Stanno arrivando, meno male che tra di loro si colpiscono e questo è importante. Tanti sono andati ai box per questo. Secondo me, scusate, sono tesissimo, fioi. L'occasione più unica che rara. Pochi giri alla fine. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Mi fa piacere. Qualcun altro è andato ai box. Secondo me qua sono partite ali a manetta. Attenzione. Ok. Sofferenze indicibili. Ci prova ancora. Non so quanto potrò tenere ancora. Larghissimo. Larghissimo, larghissimo. E non ho neanche il DRS, incredibile. Che sfiga, oh. Qua sono uscito bene però. Qua siamo usciti bene. Vabbè, che il 7° posto va bene comunque, cioè. Noi che vogliamo i primi punticini irridati. Ah, mamma mia. Mamma mia. Qua è dura adesso, anche Latifi è tornato. Fuori Sainz, fuori Sainz. Che forse è davanti di noi, non lo so. Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Se è davanti torniamo sesti, non ho più gomme, signori. Non ho più gomme. Mi mancano ancora laps. E posso perdere tranquillamente la zona point. Abbiamo Sì, carburante Sainz era sufficiente avanti. per altri 3 giri. Mamma mia, raga, non ne avanzo più. Attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione. Non ho più gomme, non ho più gomme. Che potevamo essere quinti, ma ci ha superato. Ok, via libera. Guanziu, là, come cazzo si chiama? Innominabile. Non è dura, Vettel è molto dura. Portiamola a casa, per piacere. Portiamola a casa. Non ho più gomme, ragazzi, non ho veramente più gomme. Ai 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 ai. Mi ha superato anche Albon. Ok, hai perso una posizione, ma restiamo concentrati. Torniamo settimi, ma va bene così. Sei all'ultimo giro. Il distacco dal tuo Final compagno lap. dietro di te è 19,0 secondi. Il classico final lap comendiano. È tornato. No, non ci credo. Vince Max. Vince Max. Io sto rischiando tutto. Non ho più le gomme. Sto guidando sulle uova o sul ghiaccio. Scegliete voi.
mi superano tutti, vai. Attenzione, la rischia! Mamma mia. Mamma mia che rischio. Mamma che rischio. Mamma che rischio. Non la tengo più, non la tengo più. Guarda, che stronzi. Mamma mia che stronzi. Schumacher con le soft. Siamo ottavi. Ma non possono superarmi tutti all'ultima curva, però. Ok. Ottavi. Mamma mia. Sì. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Che sofferenza, ragazzi. Finalmente i primi punti. Una prestazione davvero magnifica. L'intero team è Complimenti al a settimo Max. cielo. Vittoria assicurata qui in Canada. Noi ragazzi abbiamo fatto il miracolo grazie alla safety car. Dove pensi si sia decisa la gara di oggi, visto il risultato finale? Bravo Max. La Red Bull ha cercato la vittoria fino in fondo. Scopriamo in che modo questo Mamma finale mia. ha modificato la classifica piloti. Non è stato il weekend migliore per il leader del campionato, che vede ridurre il proprio vantaggio in 4 vetta. punti Dopo sì. questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per Bravi. Guan Yu Zhou al mio voto di merito oggi. te? Ora vediamo la classifica. Le qualifiche anche a Silverstone, 20° tempo, io non so, è sempre sole con 0% di pioggia. Io chiedo anche a voi se magari avete trovato problemi o difficoltà, ma comincio a aver paura che ho veramente una carriera buggata, perché nulla ha senso. Almeno abbiamo visto una safety car che ci ha dato i primi punti e questo è importante. Raga, un saluto dal Comando Veneziano, alla prossima, ciao!